Venerdì 4 settembre 2020, ristorante Enoteca, Villa Nachini a Corno di Rosazzo, presenta la serata Paella e Sangria, a partire dalle 19:30, impepata di cozze. Paella e sangria, crema catalana, acqua e caffè. Il tutto a 35 euro. Solo su prenotazione allo 0432 75 57 33 oppure info@ristoranteinvilla.com. Potrai vivere una serata immerso nella splendida cornice che solo il ristorante Enoteca Villa Nachini a Corno di Rosazzo, in piazza 24 maggio, ti saprà offrire. Dico a te, sì, proprio a te, cosa aspetti? Alza la cornetta 0432 75 57 33 oppure invia una mail a info@ristoranteinvilla.com per la tua prenotazione. Paella, sangria, venerdì 4 settembre 2020 a partire dalle 19:30. DJ set Max B. Continuano i sopralluoghi nelle varie sedi delle aziende sanitarie del Friuli Venezia Giulia da parte dei consiglieri regionali dei gruppi di opposizione per capire e conoscere la reale situazione. Dalla voce di Simona Liguori, consigliera regionale dei cittadini, capiamo bene la situazione al momento. Stiamo facendo appunto delle visite presso le strutture territoriali sanitarie del Friuli Venezia Giulia, quindi dopo Cividale, Manzano e Zugliano sarà la volta delle altre strutture. Queste sono strutture che appartengono ai distretti sanitari, parliamo pertanto di cure e assistenza vicine al cittadino, ve n'è molto bisogno, le persone, soprattutto quelle con malattie croniche, pensiamo alle persone con malattie al cuore piuttosto che problemi di demenza, devono essere curate nelle proprie case, nelle proprie abitazioni. Crediamo che i centri di assistenza primaria che hanno questi nomi CAP, rimane nell'orecchio come il codice di avviamento postale, in realtà sono i centri di assistenza primaria, sono stati investiti tanti soldi pubblici in queste strutture, devono comunque queste strutture vivere, rimanere in vita e dare servizi alle persone. Ecco, lei ha sottolineato una cosa importante, mantenere in vita le persone, perché oggi si parla tanto, ma purtroppo i fatti sono quelli che si vedono. Si vede soprattutto che c'è una volontà delle persone naturalmente di fare prevenzione, perché le malattie, da un punto di vista mio che sono oncologo, vanno naturalmente prevenute, quindi impegnarci per tenere le persone in salute. Se invece la salute inizia a mancare o ci sono dei segni di allarme, fare naturalmente degli esami di approfondimento, visite mediche ed esami diagnostici prima possibile. Naturalmente gli ospedali non possono dare una risposta a tutti quanti proprio per problemi di congestione e liste d'attesa. Crediamo che naturalmente queste strutture territoriali possano essere una valida alternativa, soprattutto per quanto riguarda le persone che hanno malattie croniche e che in ospedale non trovano sempre delle risposte. Senta, per concludere, terminerete il giro per quanto riguarda la zona dell'ex ASL friulana e poi vi sposterete in altre ASL regionali. Certo, certamente, questo è importante, con i gruppi naturalmente delle opposizioni in Consiglio regionale verificheremo naturalmente le condizioni dell'assistenza domiciliare territoriale nel Triestino, nell'Isontino e naturalmente nella zona pordenonese. Crediamo che recepire quelle che sono naturalmente le richieste della gente di abbattere le liste d'attesa e di avere delle cure non soltanto ospedaliere ma anche domiciliari sia un sacrosanto diritto. Venerdì 4 settembre 2020, ristorante Enoteca, Villa Nachini a Corno di Rosazzo, presenta la serata Paella e Sangria, a partire dalle 19:30, impepata di cozze. Paella e sangria, crema catalana, acqua e caffè. Il tutto a 35 euro.
solo su prenotazione allo 0432 75 57 33 oppure info@ristoranteinvilla.com. Potrai vivere una serata immerso nella splendida cornice che solo il ristorante Enoteca Villa Nachini a Corno di Osazzo, in piazza 24 maggio, ti saprà offrire. Dico a te, sì proprio a te, cosa aspetti? Alza la cornetta 0432 75 57 33 oppure invia una mail a info@ristoranteinvilla.com per la tua prenotazione. Paella, sangria, venerdì 4 settembre 2020 a partire dalle 19:30. DJ set Max P.